Lavori in corso per la ricomposizione della giunta regionale. Crocetta forse trattiene a sé la delega all'economia, i dettagli e gli interventi. Davide Saia. Sì, la posizione è quella per ora. Le dimissioni di Luca Bianchi, che lascia l'assessorato all'economia, necessariamente accelereranno il processo di rimpasto nella giunta regionale. Un processo già avviato sottovoce dal governatore Crocetta, che già da tempo ha intrapreso il dialogo con i gruppi di maggioranza. Perso quindi Bianchi, che andrà a dirigere il dipartimento che si occupa di politiche competitive, qualità agroalimentare e pesca al Ministero delle Politiche Agricole, la delega all'economia la prenderà ad interim lo stesso Rosario Crocetta. Serve un assessore che, come Bianchi, faccia la ponte tra Palermo e la capitale. A tal proposito, negli scorsi giorni a Roma si è tenuto un confronto tra Renzi e i vertici siciliani e nazionali del PD, assente a sorpresa l'ex sindaco di Gela. Quindi tutto è stand-by in attesa che arrivino delle linee guida che accontentino tutti. Ma il vertice romano è stato l'occasione per consolidare il rapporto dei democratici con i centristi dell'UDC, prossimi ad un ingresso in giunta. I nomi che filtrano sono quelli di Margherita La Roccaruvolo e Gianluca Miccichè. Altri papabili ingressi sono quelli di Fabrizio Ferrandelli del PD e Alice Anselmo di Articolo 4. Una situazione convulsa che ha portato lo stesso Crocetta a minacciare le proprie dimissioni. Ma in questo caos pesano come macigni la bocciatura del decreto che prevedeva lo sblocco dei pagamenti alle imprese e il nodo legato alla finanziaria bis. Due temi che, così come le altre riforme, sono per il momento ostaggio della politica regionale.